Questa idea della passeggiata colorata, diciamo che unisce due esigenze, quella delle famiglie, dei bambini piccini che insieme riescono a portare avanti, diciamo, la famiglia, diciamo, è la base della nostra attività e della nostra comunità, e pertanto insieme a loro riusciamo a portare avanti iniziative che altrimenti non avrebbero ragione d'essere. Nasce un po' all'improvviso 2 anni fa questa corsa perché abbiamo organizzato di fretta tutta l'iniziativa e visti i risultati dell'anno scorso abbiamo deciso di riproporla con poche varianti, ma insomma il fondamentale non cambia, cioè divertirsi insieme e colorarsi. Forniamo dei kit che grazie all'aiuto dei nostri sponsor ci hanno permesso di predisporli. Questi kit sono composti da un sacchettino come contenitore che va bene anche nella vita normale, diciamo come portascarpe o borsa per la palestra, eccetera. Forniamo una bottiglietta di acqua, una maglietta, un kit composto da 3 bustine di colore e un paio di calze fluo. Questo qui è il kit che forniamo con l'iscrizione per questo evento e dalla corsa, quindi oltre alla corsa e ai colori diamo anche dei gadget personalizzati consulta giovani che restano comunque ai partecipanti. Lungo il percorso ci saranno 3 postazioni colore. Queste postazioni colore, grazie a dei volontari e alle altre associazioni del paese che hanno deciso di collaborare con noi, ci saranno queste persone che lanceranno del colore aggiuntivo ai vari partecipanti, quindi sarà molto bello proprio perché tutte le persone saranno multicolorate. Questi colori in un certo senso rappresentano anche un attimino le varie sfaccettature della consulta ma anche della realtà castellana, dei giovani, quindi ogni colore rappresenta una nostra peculiarità e un po' l'identità che va a mischiarsi proprio stando insieme da questa aggregazione, e arriveremo girando per le vie del paese per questo percorso alla Fontanella, che è uno spazio di Castel Goffredo in cui dopo seguirà musica per stare un po' insieme tra di noi ragazzi, e ci sarà la possibilità per chi vuole di andare al bar per un aperitivo. La corsa bella. Allora, sono stata la prima stazione che fortunatamente hanno lanciato un po' di gavettoni, così ci siamo rinfrescati, e poi dopo anche la seconda piena di colori e basta, divertente. Io ho corso. Percorso, un bel percorso, la campagna, molto bello correre in campagna, peccato il terreno un po' duro, però è una corsa di paese ed è bello per questo. È stata bella la scena iniziale con tutti i colori, tutti i ragazzi che si divertivano a tirarsi i colori addosso, bello, anche l'anno scorso è stata una bella esperienza, non l'ho fatta da corridore ma lanciavo i colori appunto, e quest'anno mi sono trovato una parte apposta. È stato bello, soddisfatto soprattutto.